tradizionale appuntamento con il Trofeo delle Province Indoor che si è svolto per il secondo anno consecutivo a Belluno, nel bellissimo impianto della Spessa Arena. Nel Veneto attualmente un impianto di questo tipo in cui si possano fare gare di questa importanza non ce ne sono. Di conseguenza viene sfruttato. Noi lo mettiamo ben volentieri anche perché il comune è molto disponibile e quindi per noi è un onore e anche un piacere. La federazione ha ridato questa gara, che è una gara importante, molto bella, che si addice a questo palazzetto perché, come vedete anche voi, si può gareggiare in simultanea con diverse cose. Un impianto costruito tra virgolette ex novo dalle ceneri di un vecchio edificio semi abbandonato e che è diventato punto di riferimento di moltissimi sport, tra cui anche l'atletica, soprattutto indoor e quella giovanile, perché si presta alla grande, è uno dei contenitori più capienti a livello di metratura dell'intero Veneto. A sfidarsi per la categoria ragazzi, quindi classe 88-89, i rappresentanti di tutte le province del Veneto, esclusa Rovigo. Per loro 3 le prove: velocità sui 30 metri, lancio della palla medica e salto in alto. Questo è un approccio ideale perché per loro è una grossa esperienza, è una grossa manifestazione, per cui è in modo ideale, anche con le regole un pochino adattate a loro. Secondo me è soprattutto il discorso di squadra e non individuale, a questa età qua è la cosa principale. È un primo approccio con il giudice, i famigerati giudici. Noi cerchiamo naturalmente di incoraggiarli più che di essere fiscali al 100% come si può vedere nelle gare più degli assoluti. Però una certa regola deve essere seguita anche a cominciare da queste categorie. Il successo è andato alla rappresentativa Berica, che bissa la vittoria dello scorso anno monopolizzando i podi individuali, con Lorenzo Pegoraro e Lucia Saugo, che si sono laureati campioni regionali. La rappresentativa bellunese conquista il 5° posto, ma sono tante le soddisfazioni raggiunte dalla società organizzatrice dell'evento, Athletic Club, in questa stagione. L'Athletic Club Belluno è quello all'avanguardia, diciamo, e si distingue di più dalle altre società, che le altre forse organizzano anche loro, però non tanto come noi. Abbiamo fatto a ottobre i campionati italiani e sono arrivata seconda con 1,65 nel salto in alto e è stata un'emozione grandissima, anche se c'è stata un po' di tristezza perché avrei potuto fare un bel salto a 1,69 che purtroppo ho buttato giù. Io invece ho gareggiato nel giavellotto e ho vinto il primo premio, ho fatto 43 metri e 43 centimetri. È stata un'esperienza bellissima perché comunque anche lo scorso anno avevo gareggiato la stessa gara, però non era andata come volevo e quest'anno mi sono rifatta e sono molto più soddisfatta. Per la provincia ovviamente è un lustro, un po' per dare merito a chi fa atletica, a chi insegna atletica ai nostri giovani, e le società di Belluno sono veramente tante e approfitto appunto per ringraziarle tutte.